non è un uomo comune, è un po' la voce del Friuli anziano. Sì, Friuli, proprio il Friuli anziano indignato, indignato. E allora, signore e signori, io ecco che sta arrivando direttamente da uno sgabuzzino. Io lo coglierei con delle sberle, con dei belli scuffiotti ladrosi, perché insomma... Se non è lui a darli a noi, signore e signori, il vecchio pensionato Dante! Buonasera. Io ti ho sentito! Sta qua! Brutto lardoso! Ma come lardoso? Cosa hai detto l'anziano? Vergogna! Allora, Dante, lei... Allora, rispetta Che le cosa? gobbe degli altri! Va Lei- bene? Allora, ma lei, Dante, ha due camicie a quadretti oggi è venuto. Lei... Senti, non sta a rompermi le marone, Che- ha un marrone solo? Allora, qua io questa camicia ce l'ho dal 26. Da Ed 26 è l'unica! 26 aprile. L'hai lavata! È diventata bella perché È diventata- vissuta! Sì? No? Vintage, possiamo dire vintage? Cos'è questa parola? Lei non sa nulla, vada avanti poi. Queste parole, cos'è? Io conosco le parole tipo trattore, Sì? mietritrebbia. Nemmeno bene quella. Allora, Lei è felice di essere qui sul tetto di Radio Onde Furlane? no! Beh, ovvio. Ma io non riesco più a dormire con voi. Chi se ne Non frega? è possibile che io ero giù che passavo, ho detto avranno finito e sento tutto un vosare. Sai che non dormo più per colpa vostra. Ma siamo in trasmissione una volta a settimana, un'ora e mezza. Io non dormo più, ho fatto un patto col diavolo. Perché? Gli ho detto ti do la mia anima se li fai smettere. Però non ha funzionato. Lui ha rifiutato perché ha detto tu sei troppo cattivo. Mi ha detto. Cavolo lei! Vabbè, Ma vabbè. Dante, ci dica, non so, ha un Ma messaggio- tu sai cosa mi dà? Adesso non dormo più. Sai cosa mi dava per dormire mia nonna? Ecco, Sì. cosa le dava per dormire? Fumetti di letame. Mi passava con la brocca di letamino, davi un'ispirata e giù stecchito. Per quante dormivi per 2 o 3 settimane anche. Si stava Quando bene. avevi la febbrina e poi febbrina. problemi. Boh. La febbrina. Ecco, Allora, lei da dove arriva oggi? Dove è stato in questi giorni? allora io mi alzo Eh. la mattina con la dovuta Non e dorme. meritata calma. Ok? Però non dorme, E si alza. ecco, vado in bar E cosa c'è in bar? vecchi, beh. solo vecchi con un dente solo. Io non so dove hanno i denti, sti qua che fischiettano così. Io non voglio diventare così, Beh, allora sono andato dal dentista. Ah, Ah. saggia scelta, una roba saggia Ho della detto, sua vita. lei mi deve fare una dentiera Una con un materiale non costoso. Non costoso, che Per cosa? favore, legno. Ho detto, mi faccia. Io non vendo un soldo. Io non vendo un soldo. Lei non? Io non gli vendo un soldo. Ah, lei vende soldi? Ecco, se non mi fa. Che almeno se poi il dente diventa marcio, lo sputo nel fogolare e faccio fuoco. Cos'è? Beh, vabbè, le sue non so cosa dire, motivazioni non so cosa dire. E sono allora mi ha detto così. Lui mi ha detto no, No. signorino. Lei no, ha- signorino, lui mi deve fare entrare, sedere nella sua astronave luminosa, la stanza piena di luce. Dov'è il paradiso? Ho detto, cos'è? È la clinica. Gesù Cristo. È la clinica Allora, dentistica, dentale. Che poi odontoiatrica. inizia a pulirmi i dentini col filino interdentale. Perché prende in giro uno che le... Sai cosa si usava ai miei tempi? Cosa? Catene ruggini! Ti bastava pulirli una volta sola e poi basta. Come li perdevi una volta per tutte? Vabbè. E quindi ha fatto Poi- la dentiera lei alla Sì, fine? ho detto- Di legno? No! Co- Gli ho detto, visto che legno non ce l'ha, ho detto mi faccia dei denti, una dentatura bovina. O bovina o ovina. Suina no. Suina no. Era da solo, No, mi apre, poi mi apre questa segretaria, no? La signorina, tutta aderente, con questo camice, con questo davanzale che gli vedeva i polmoni anche. Ho detto, vergognosa, copriti! Immaritabile sei! Immaritabile. Mi ha detto lei. Cosa ha risposto lei? Ha un appuntamento E lei? con te sicuramente no, vergognosa! Copriti!
Copriti le mamelle! Vergogna! Vabbè. E quindi è andata così. E quindi dentiera fatta con denti bovini. Ecco. Ce l'ho ancora a casa perché ho ancora tutti i miei denti io, però per prevenzione. Lei ci fa la dentiera per prevenzione. Sì. E poi ho fatto gli occhiali anche. Ho visto che ha degli occhiali nuovi. Lei, Che occhiali sono? sono andato dall'oculista e gli ho detto, per favore mi dia 2 vetri. Ecco, lui mi porta sempre, mi fa, la curva, mi comincia a prendere la curvatura del bulbo, la curvatura delle rettine, mi fa, bisogna fare la cataratta. Ma ti catarro in faccia, cosa stai dicendo? 2 vetri. Allora, sai cosa ho fatto? Siccome non mi piaceva il ragazzo, Sì? vergognoso, come te, sono tornato a casa, mi sono tagliato 2 lamiere con la flex e le ho incollate con lo scotch sugli occhi come un pipì. Insomma, immaginiamo. Almeno non avevo la polvere negli occhi. Allora Dante, noi siamo in chiusura. Chiudiamo, ti prego. Vuole chiudere con un pensiero, una morale, un saluto, un augurio anche ai nostri ascoltatori? Beh, perché? Perché una persona anziana deve essere... rispettata? No, Allora, no, lui però deve ragazzi, dare speranze all'umanità. le Vada. ossa, le vecchie ossa. Che augurio è le Le ossa? ossa stanno cedendo le giornate, ragazzi. Sento che ho passato una vita a rincorrere dei sogni che non ho mai raggiunto. Volevo fare l'aviatore e invece ho fatto solamente schifo. Sognavo di diventare qualcuno, sognavo di cambiare il mondo, ma tutto quello che ho cambiato in 60 anni sono state solamente un'enorme quantità di mutande. Io, l'unica cosa che ho capito in 87 anni della mia vita è che se senti un usignolo cantare, quello è sicuramente pronto per essere uccellato. Che morale. E soprattutto, Oh, chiusura. se senti il vento fischiare fra i capelli di una donna, Sì. stai attento che forse non è il vento. Sono le tue balle che fischiano! Che balle! Lei, Dante, non si smentisce mai, è veramente una persona vergognosa, ma la ringraziamo comunque perché c'è sempre un insegnamento immorale che ci regala.